Lavagna, il dissesto pesa sul numero dei dipendenti in comune. Sono 94, ma a fine anno scenderanno di 10 unità. La situazione colpirà alcuni servizi. Il comune pensa di esternalizzare asilo nido e trasporto scolastico. Ha riaperto il traffico oggi pomeriggio il lungomare di Rapallo. Ufficializzata anche la riapertura del molo per l'attracco dei battelli di Rapallo e sempre in autunno sarà effettuato un primo dragaggio. 20.000 euro per lo sfalcio delle strade, approvata la variazione di bilancio in Consiglio ANE. L'amministrazione ha dato parere favorevole anche al piano regionale per l'esercizio delle cave. Genova si prepara a ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi. Il cardinale Bagnasco celebrerà la Santa Messa il 14 agosto nella zona della tragedia. Le campane di tutta la città suoneranno a lutto. Si è chiusa l'esperienza estiva dei giovani all'oratorio di Monleone. Nella messa finale il vescovo ha sottolineato la bellezza di tre gesti: il servizio, la preghiera, l'amicizia. L'Esculapio d'Oro 2018 premia il gioco di squadra, il riconoscimento del Comitato Assistenza Malati del Tigullio consegnato a tutto il team del pronto soccorso. La Estate Giovani in onda questa sera ci porta a Barba Gelata con i bambini della parrocchia di Leivi, Camposasco e Belpiano, dai ragazzi di prima e seconda media delle parrocchie di Rapallo. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Il dissesto pesa sulla macchina del personale del comune di Lavagna. A dirlo stamani il primo cittadino, Gianalberto Mangiante, facendo il punto dei primi 50 giorni dalla sua elezione. Il dissesto obbliga a non superare i preventivi stabiliti dalla gestione commissariale e all'impossibilità di assumere. L'amministrazione sta cercando di sopperire alla carenza dei dipendenti, ma alcuni servizi purtroppo ne risentiranno. Tra questi, oltre al caso della biblioteca, anche l'asilo nido e il trasporto scolastico. Il primo cittadino invita a non strumentalizzare questa difficile situazione. L'intervista. Quanto pesa il dissesto sulla macchina del comune, sulla macchina del personale soprattutto? Noi oggi abbiamo già delle difficoltà nel rendere efficienti ed efficaci i servizi che rendiamo con 94 dipendenti che abbiamo attualmente nelle dotazioni. A fine anno saremo 84, quindi avremo una criticità di ulteriori 10 dismissioni di unità e dovremo raggiungere il livello di 80, che è quello che la stessa Corte dei Conti ha accertato essere il livello di riferimento. Può fare qualche esempio su degli uffici che entro fine anno patiranno l'assenza di personale? Certamente, l'ufficio personale già adesso ha una persona a mezza servizio, in tempi relativamente recenti ve n'erano 4 impiegati in un servizio assolutamente efficace e strumentale per il comune stesso. Allora diciamo quali sono i servizi su cui questa situazione andrà a pesare. Tra questi la biblioteca. La biblioteca io personalmente la vorrei assolutamente aperta, la vorrei assolutamente gestibile perché il patrimonio di libri che c'è è assolutamente importante, però il servizio della biblioteca è un servizio che io posso svolgere alla comunità, mentre per esempio il servizio dell'URP è un servizio che io devo svolgere alla comunità e purtroppo sono alla ricerca di strumenti che possano consentire almeno di tenere aperti i locali perché possano essere oggetto di incontri di studio, lavoro o anche svago culturale per la comunità stessa. In conferenza ha parlato di asilo nido e trasporto scolastico, lì che cosa accadrà? Lì accadrà che dovranno essere 2 servizi che dovranno necessariamente essere esternalizzati in quanto le persone che oggi sono dedicate a questi servizi andranno in pensione e quindi soprattutto per l'asilo nido non sarà possibile offrire il servizio fino alla conclusione dell'anno. Oggi ricordo vi sono 3 operatrici e il limite è di un'operatrice per 6 bambini assistiti, 2 di questi andranno in pensione a partire dall'anno 2020 e come tale non è possibile prestare un servizio nella sua completezza. Lasciamo Lavagna, oggi pomeriggio è stato riaperto al traffico il lungomare Vittorio Veneto a Rapallo in corrispondenza di Piazza Pastene. A seguito dei risultati positivi del collaudo strutturale della nuova copertura del torrente San Francesco, ieri notte è stata tracciata la nuova segnaletica orizzontale e posizionata anche quella verticale. Rimane aperta la viabilità lungo via Milite Ignoto nei 2 sensi,
DAE per via Maggiocco e Corso Assereto, ma resta in vigore il divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 12 tonnellate. Apre invece la viabilità a tutti i veicoli, anche ai mezzi pesanti, nei due sensi di marcia sulla nuova copertura, quindi nel tratto compreso tra il lungomare Vittorio Veneto, via Montebello, via Milite Ignoto e via San Francesco, con la realizzazione di una rotonda a raso che consenta ai veicoli di dirigersi nelle diverse direzioni. Questa soluzione rimane comunque temporanea fino a quando non saranno ripresi i lavori di rifacimento della vecchia copertura del torrente San Francesco. Restiamo ancora a Rapallo. Ieri sera in Consiglio Comunale l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio ha ufficializzato la riapertura del molo per l'attracco dei battelli. Oggi è arrivata la conferma ufficiale dalla Capitaneria di Porto. Vediamo. Arriverà ad ore l'ordinanza della Capitaneria di Porto che consentirà ai battelli di attraccare nuovamente sul lungomare di Rapallo, al Molo De Lorenzi di fronte al chiosco della musica. Lo ha annunciato in Consiglio Comunale l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, rispondendo ad una sollecitazione del capogruppo del Partito Democratico Mauro Mele. Lasinio ha inoltre ufficializzato l'avvio a fine settembre dei lavori di rifacimento del molo già appaltati. Il molo verrà fatto a settembre, viene fatto già con la possibilità di andare a inserire questa rotonda, questa è la Rosa dei Venti per intenderci, che va a riampliare la passeggiate e la piazza, quindi dando possibilità poi anche turistiche diverse, quindi anche di concerti o di quant'altro su questa piazza. Intanto in autunno inizieranno i lavori per il dragaggio sia in zona Molo Duca degli Abruzzi che in zona Foce Boate. La pratica arriverà in giunta entro la metà di agosto. A ottobre-novembre inizieremo un mini dragaggio, ma con asportazione di materiale, e abbiamo circa 1 milione di euro di finanziamento per questo, quindi non bazzecole, dove andremo ad agire pesantemente su quella zona e sul Boate. Ma perché quella zona? Perché ad oggi è un livellamento, quindi una forte mareggiata, non estiva chiaramente, magari con onda cinquantennale, ma purtroppo vediamo che ormai questi avvenimenti potrebbe andare a rilivellarlo questo fondale, quindi sarebbe una lotta impari, no, contro il mare. In corso anche l'iter per arrivare entro il mandato amministrativo iniziato qualche settimana fa al dragaggio dell'intero golfo di Rapallo. Stiamo portando avanti la gara per la progettazione del dragaggio invece totale del golfo, progettazione che cuba 200.000 euro, quindi già una progettazione importante in sé, ma un intervento che cuberà 10 milioni di euro di dragaggio del Golfo. Intervento che poi andrà studiato a tavolino con tutti, perché è un intervento che non può durare 2 mesi o 3. Quindi sarà bene cablarlo, valutare le zone dove farlo. Riapre una nuova porzione del porto di Santa Margherita Ligure. La Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza con la quale si autorizza l'utilizzo della banchina e del piazzale Rizzo. Un tassello che si va ad aggiungere a quello inaugurato il 17 di aprile scorso, con la riapertura sino a Piazzale Cagni dell'approdo San Margheritese. In termini di posti barca si passa dai 20 attuali ai 32 complessivi. Per la sicurezza dello scalo e del centro abitato si tratta di un passaggio fondamentale in vista della sistemazione definitiva, per la quale è previsto uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro. La settimana prossima è in programma la conferenza dei servizi, passaggio necessario per quanto riguarda l'iter che è in corso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Chiavari nella tarda mattinata di quest'oggi per il recupero di un escursionista caduto in un dirupo mentre percorreva un sentiero sul Monte Penna. L'area in cui si è verificato l'incidente, denominata Faggio dei Tre Comuni, insiste sul territorio della provincia di Parma, quindi in Emilia-Romagna. L'uomo stava effettuando il percorso insieme alla moglie e alla figlia quando è scivolato rimanendo ferito. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso che lo hanno riportato lungo il sentiero per poi trasferirlo con l'elisoccorso di Parma presso l'ospedale. L'uomo è sempre rimasto vigile. E un incidente ha coinvolto questo pomeriggio uno scooter e un'automobile in via Fiume a Chiavari intorno alle 18. Ad avere l'appeggio il conducente delle due ruote che ha subito alcune lesioni agli arti inferiori ed è stato soccorso dall'automedica del 118. L'ambulanza della Croce Verde Chiavarese lo ha poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Non è ancora chiara la dinamica esatta dello scontro.
Questa mattina la Guardia Costiera di Lavagna ha effettuato un servizio di vigilanza e di monitoraggio della filiera ittica. In particolare sono state controllate 2 pescherie e un esercizio commerciale specializzato nella vendita di sushi, tutte e 3 le attività con sede a Lavagna. L'esito delle verifiche, svolto con la collaborazione dell'ASL 4, ha evidenziato irregolarità relative alla legge sull'etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti. Così è stato avviato un processo per l'accertamento di infrazione e sono state sequestrate specie ittiche per un totale di oltre 50 kg. Nel caso dell'esercizio commerciale, inoltre, è stata comminata un'ulteriore multa per aver messo in vendita circa 3 kg di pesce oltre la data di scadenza, prodotto naturalmente che è stato sequestrato. Il Consiglio Comunale di Enea ha dato il via libera ad alcune pratiche importanti. Nella seduta di ieri pomeriggio sono stati approvati la variazione al bilancio per lo sfalcio delle strade, il DUP, documento unico di programmazione, e anche il nuovo piano regionale per l'esercizio delle cave. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Quali gli argomenti discussi in Consiglio? Gli argomenti discussi in Consiglio sono lo sfalcio delle strade, quindi la variazione di bilancio che abbiamo dovuto effettuare per i lavori che sono in fase di ultimazione o addirittura per quanto riguarda certi tratti stradali sono già ultimati. Altro punto è la presentazione del DUP che riguarda il triennio 2019-2022, di cui il nostro segretario si fa promotore perché l'hanno elaborato già quando lui lavorava nel Comune di Genova, quindi è molto efferato in materia. Altro argomento importante per la nostra valle è il piano regionale su quanto riguarda l'esercizio cave. C'è una presentazione di un nuovo piano che non era più stata fatta dal 2000. Il nostro comunque è un parere favorevole, soprattutto per quanto riguarda la bonifica di alcune cave con l'aspetto ambientale e limitando o addirittura impedendo lo sparo di mine per quanto riguarda la bonifica. Indicativamente di quali tempi parliamo per bonifica e comunque limitazione di utilizzo di mine? Allora, i tempi previsti parleremo sicuramente di una partenza dei lavori per l'anno prossimo, perché ci sono giustamente dei tempi tecnici da rispettare e questa cava, che poi è una cava localizzata ad Arzeno, si parla di un lavoro di circa 5 anni. Per quanto riguarda la variazione del piano di bilancio per lo sfalcio delle strade, quanto sono stati i costi? Sono circa 20.000 euro che abbiamo dovuto trovare raccapezzandoci un attimino, però la gente vedo che è soddisfatta perché era proprio un lavoro urgente, visto che la nostra viabilità è già molto ampia e le strade sono quelle che sono perché sono infrastrutture da mantenere, purtroppo non sono proprio in buono stato e quindi era una cosa molto urgente da fare. C'è una novità nel caso delle 2 giovani rom arrestate lo scorso pomeriggio dai carabinieri dopo aver compiuto un furto in appartamento a Moneglia. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che sulla ragazza nata a Genova di 29 anni pendeva un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria dei minorenni di Trieste, in quanto doveva scontare una pena di 1 anno, 7 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 400 euro per un furto in appartamento commesso a Santa Maria Capua Vetere e poi anche reati vari commessi a Udine. La 29enne è stata portata in carcere a Genova, a Pontedecimo. Una Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo di Genova nei pressi della zona del crollo di Ponte Morandi. È il suono delle campane a lutto di tutte le chiese di Genova alle ore 11:36. Così l'Arcidiocesi genovese ricorderà le vittime del crollo di Ponte Morandi ad 1 anno dalla tragedia. L'annuncio è arrivato oggi, il giorno dopo la decisione del Consiglio dei Ministri che ha concesso la proroga di 1 anno dello stato di emergenza. Intanto proseguono i lavori per l'eliminazione delle macerie sul lato est del ponte e per la conclusione dello smontaggio sul lato ovest. Il servizio del capoluogo ligure. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga di 1 anno dello stato di emergenza per il crollo del Ponte Morandi e della nomina del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a commissario delegato. Siamo soddisfatti per la rapidità con cui il Governo ha accolto le nostre richieste, come ci avevano garantito nell'incontro a Palazzo Chigi di 2 giorni fa, ha dichiarato Toti.
Intanto oggi l'assessore regionale all'istruzione Ilaria Cavo e il direttore dell'ufficio regionale per l'istruzione Alessandro Clavarino hanno annunciato che proseguirà anche per il prossimo anno scolastico il piano emergenza scuola sostenuto finanziariamente dal Ministero dell'Istruzione e volto ad agevolare gli studenti coinvolti nella mobilità della Val Polcevera e le loro famiglie. Confermati gli scuolabus per elementari e medie degli istituti comprensivi Certosa, Borzoli, San Pier d'Arena, Barabino, Teglia e Bolzaneto. Per le scuole superiori verrà garantito il sostegno al trasporto per gli studenti che provengono dai comuni della città metropolitana a nord e a ovest di Genova o dalle delegazioni dell'Alta Val Polcevera e della Valle Stura. Sarà garantito un incentivo all'uso del trasporto pubblico pari al 65% del costo dell'abbonamento autobus più treno. Confermato il servizio di trasporto per gli studenti sfollati e per i figli delle vittime del crollo del ponte, a cui sarà garantito il comodato d'uso gratuito dei libri di testo. Ai parenti universitari delle vittime sarà garantito l'esonero dal contributo universitario e dalla tassa del diritto regionale allo studio. La Chiesa genovese si stringerà alle famiglie colpite dalla perdita dei propri cari e alla sofferenza di chi ha perso la casa o il lavoro nella tragedia del crollo del ponte. Il prossimo 14 di agosto il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà la Santa Messa alle 10 nei pressi del luogo dove sorgeva il Ponte Morandi. Tutte le campane delle chiese di Genova suoneranno a lutto alle 11:36. L'Arcidiocesi ha invitato le parrocchie, le comunità religiose, le confraternite a ricordare le vittime del crollo nelle messe, nei vespri, nei rosari e nelle processioni. Da domani e sino al prossimo 27 agosto prende servizio il Tigullio Sightseeing, bus scoperto che effettuerà la tratta tra Sessi Levante e Chiavari. Il mezzo a disposizione dei turisti effettuerà 4 partenze da Chiavari e 4 da Riva Trigoso con la modalità del noleggio pianificato per 2 giornate alla settimana, il martedì e il venerdì. Gli orari delle partenze da Piazza di Nostra Signora dell'Orto in Chiavari sono alle 9, alle 11, alle 17 e alle 19, mentre le partenze da Riva Trigoso alle 10, alle 12, alle 18 e alle 20. Il prezzo del biglietto è 10 euro per intera giornata, i bambini sotto i 4 anni viaggeranno gratis. I biglietti sono venduti a bordo, si può salire e scendere alle varie fermate. Per informazioni e preventivi personalizzati si può contattare l'ufficio noleggi scrivendo a noleggi@atpesercizio.it oppure telefonare al numero di cellulare 348 5703 220. Si è conclusa l'esperienza estiva per i giovani dell'oratorio di Monleone di Cicania. Servizio, preghiera, amicizia sono state le parole guida pronunciate dal vescovo di Chiavari nella Santa Messa finale, coinvolti anche numerosi animatori e volontari. Vediamo. La bellezza del servizio, della preghiera e dell'amicizia, 3 momenti messi a fuoco dal Vescovo a chiusura dell'esperienza estiva all'Oratorio di Monleone. Un mese in cui molte volte avrete detto che bello, ha esordito Monsignor Tanasini parlando a ragazzi e animatori, per poi tradurre questa esclamazione in un compito da svolgere tutti i giorni. Ad esempio è bello servire gli altri, iniziando in famiglia, ha sottolineato, è bello andare a trovare le persone anziane. Momenti che fanno stare bene, allargano il cuore, ma è bello anche pregare, ha spiegato il presule, nel modo in cui ci ha insegnato Gesù. Recitare il Padre Nostro, ha precisato, non è dire una formula o delle parole, ma è parlare con il cuore ad un papà di cui ci si fida. Di qui l'invito a cercare la bellezza nel rapporto con Dio. Noi abbiamo fiducia nel nostro papà che sta nei cieli. Gli domandiamo, Gesù ha detto di bussare, di chiedere, però gli domandiamo con fiducia. E se non ci dà quello che proprio noi vorremmo, dobbiamo continuare ad avere fiducia, perché certamente se non ci dà quello che chiediamo è perché vuole darci qualcosa di più bello, di più giusto per noi. Un altro momento bello del centro estivo di Monleone è stato riscoprire il valore dell'amicizia. Per i giovani e i loro educatori è stato un periodo intenso percorso da storie di bene, di legami forti e di allegria. Ringraziamo per le cose belle che ci sono successe, perché ci hanno dato gioia, ci hanno fatto stare bene, ma anche per magari le cose brutte che possono essere successe, perché comunque ci aiutano a crescere. Amo stare con i ragazzi e solo al pensiero che sia finito mi destabilizza un po', perché veramente è la mia quotidianità e io con loro sto proprio bene, perché fondamentalmente sono una di loro ancora. Queste esperienze in un modo o nell'altro ti insegnano
anche se molti pensano che è l'animatore che insegna ai ragazzi, spesso sono i ragazzi che insegnano agli animatori. Sabato 3 agosto alle ore 21:15 sul sagrato del monastero delle Suore Clarisse di Levi, la compagnia teatrale A Piedi Scalzi porterà in scena la commedia musicale in 2 tempi Frate Francesco, liberamente ispirata al musical Forza Venite Gente. Il riadattamento e la regia dell'opera è di Francesca Lamarca e di Iris Conti. Tra i protagonisti il 25enne chiavarese Nicolò Pagliettini nel ruolo di Francesco, la 18enne Francesca Baratta nel ruolo di Chiara, Gianluca Rolandelli impersonerà Pietro di Bernardone, padre di Francesco, mentre Silvia Lotzeniker sarà Cenciosa. La rappresentazione si avvarrà della partecipazione straordinaria delle sorelle povere di Santa Chiara, le sorelle Clarisse, che proprio quest'anno festeggiano il 25° anniversario di presenza nella comunità leivese. A Piedi Scalzi è un gruppo amatoriale costituito ad hoc per la realizzazione di questo progetto con l'obiettivo di condividere insieme un cammino di crescita e di unità sancito dalla nascita della zona pastorale di Levi Camposasco. L'idea, partita da alcuni elementi del coro interparrocchiale, ha coinvolto un gruppo di giovanissimi, bambini delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria, già avviati al canto corale nell'ambito delle attività scolastiche svolte nel plesso di Levi Crocetta. La rappresentazione dello spettacolo nell'area interna al monastero di Santa Chiara dà inoltre la possibilità allo spettatore di immergersi in pieno clima francescano grazie alla presenza straordinaria delle suore Clarisse che non solo hanno accolto il progetto ma ne sono anche parte attiva. Con una grande festa presso l'Hotel dei Castelli di Sesti Levante è stato assegnato il premio Esculapio d'Oro 2018 del Comitato Assistenza Malati del Tigullio. I destinatari di questo importante riconoscimento quest'anno sono stati 41 persone, ovvero l'intera squadra che compone il team del pronto soccorso di Lavagna, e noi eravamo presenti. Nell'albo d'oro del premio Esculapio consegnato dal Comitato Assistenza Malati Tigullio, l'edizione 2019 sarà annoverata tra le più vivaci e numerose. La scelta del comitato è ricaduta sul pronto soccorso del DEA di primo livello di Lavagna, un team di medici e infermieri che quotidianamente affrontano le emergenze con prontezza ed impegno. Devono conoscere un paziente in un tempo che dal lato del paziente è un tempo importantissimo, ma loro in quel tempo vedono un sacco di pazienti, sia gli infermieri che i medici e tutti gli altri che lavorano nel gruppo, gli OS, ma in un pochissimo tempo devono inquadrare un sacco di cose, non è facile. In un anno al pronto soccorso di Lavagna si registrano circa 50.000 accessi. Il premio riconosce la capacità della squadra di sopperire alle esigenze anche in condizioni di carenza di organico e di spazi. Questa sera mi permetta di ringraziare il Comitato Malati del Tigullio perché sono al nostro fianco sempre, ci supportano e ci aiutano proprio in questo percorso di crescita, di mantenimento, di sostentamento, ma soprattutto hanno la capacità di premiare ogni anno i professionisti migliori. Nel corso della premiazione c'è stato spazio anche per una storia di speranza. Un paziente sottoposto a trapianto di midollo osseo nel centro trapianti di Cuneo, a distanza di 3 anni dall'intervento è tornato a correre in bicicletta e lo ha fatto insieme al medico che gli ha ridonato una nuova vita. Quest'anno c'era il 20° anniversario della nascita dell'associazione della IL di Cuneo e quindi ho pensato così, ma come scherzo, di dire Eric, perché non ci iscriviamo alla Gran Fondola Fausto Coppi, 167 km e 4.000 metri di dislivello, quindi una corsa massacrante insieme e tu mi aiuti a portarla. E lui il giorno dopo mi ha detto iniziamo con gli allenamenti, quindi questo dicembre è partito, siamo partiti, l'abbiamo fatta e la dimostrazione è che un paziente anche dopo un trapianto può tornare a fare delle cose eccelse. E che il medico a volte può diventare un paziente, nel senso perché può seguire quello che il paziente gli dice, un'esperienza bellissima. Vi ricordo che le interviste realizzate in occasione della cerimonia di premiazione saranno proposte nella trasmissione Si può dare di più, che andrà in onda martedì prossimo alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. Santa Margherita Ligure ha inaugurato oggi l'ufficio comunicazione, composto dai giornalisti Giuseppe Risso e Andrea Ferro e da Andrea Chiantore, esperto di comunicazione e di grafica.
Il nuovo organo avrà il compito di informare residenti e ospiti su attività istituzionali, eventi, vita sociale cittadina, promozione della città. Oggigiorno ci sono tanti modi per divulgare un'informazione, commenta il sindaco Paolo Donadoni. Occorre che un comune turistico come il nostro abbia la forza e la competenza per farlo in modo efficace. Prosegue il nostro viaggio attraverso l'esperienza estiva dei campi parrocchiali, iniziative che coinvolge molti giovani e ragazzi del territorio. Questa sera nella puntata di Estate Giovani vi proporremo l'esperienza dei bambini della zona pastorale di Levi e Camposasco a Barbagelata e anche dei ragazzi delle scuole medie di Rapallo a Belpiano. Un'anticipazione nel servizio che segue. Il tema del campo delle comunità dei figli quest'anno è chiamati a conoscere Gesù e ci lasciamo accompagnare da alcuni brani. Sostanzialmente sono alcuni brani che fanno riferimento a diversi evangelisti dove Gesù parla del regno di Dio. Il regno di Dio è simile a, e abbiamo affrontato diverse immagini che Gesù ci consegna, l'immagine del granellino di senape, l'immagine del tesoro nascosto, l'immagine della rete gettata nel mare, insomma diverse immagini che ci accompagnano a intuire che cosa Gesù voglia darci come indicazione per quello che riguarda l'appartenere al regno e quindi conoscere Lui stesso, conoscere quelle che sono le sue proposte, le sue attese, i suoi desideri, anche i suoi gusti. Il titolo del campo è A corpo libero, in realtà è una sottolineatura di un percorso più ampio che stiamo facendo con i ragazzi delle medie, in questo caso con i bimbi delle elementari nei giorni scorsi e che faremo anche con i ragazzi delle superiori prossimamente. Partendo dalla pagina dei discepoli di Emmos, riscoprire come il nostro corpo si risveglia nel contatto con Gesù, si risvegliano le nostre emozioni, si risveglia la nostra umanità, si risvegliano i nostri 5 sensi e allora tutta la nostra persona alla luce dell'incontro personale con il Signore si apre al dono della vita. In questo caso il corpo libero è scoprire in questi giorni le varie parti del corpo, dalle mani, gli occhi, i piedi, che risvegliati dal contatto con Gesù si aprono al dono di sé. Grande festa per Linda De Barbieri, l'anziana ospite della casa di riposo Castel Donino di Favale di Malvaro. La donna ha spento ieri 101 candeline, attorniata dall'affetto degli altri ospiti, degli operatori della struttura e dei sindaci di Favale e Moconesi. La signora De Barbieri infatti è nata il 31 luglio del 1918 a Moconesi. È la settima di 11 fratelli e sino all'età del lavoro ha aiutato la famiglia come contadina. A 30 anni si è sposata con Giuseppe Mangiante e dal loro matrimonio è nato il figlio Giampiero. Fino a 50 anni ha lavorato alle poste di Moconesi, dopodiché con la famiglia si è trasferita a Genova Cornigliano. Qui ha fatto la portinaia sino al pensionamento, dopodiché è tornata alla sua Moconesi. Da circa un anno risiede nella casa di riposo di Favale di Malvaro. Qui ieri si è svolta la festa di compleanno. Linda De Barbieri era molto emozionata, raccontano dalla struttura, ma anche grata per il traguardo raggiunto, propositiva e anche piena di entusiasmo. A Recco stanno per partire le attività di lavaggio straordinario notturno della città che si svolgeranno da domenica 4 agosto sino al 7 agosto con orario dalle 22 alle 5:30 del mattino. Saranno sottoposti a polizia, portici, marciapiedi, cominciando dal Ponte del Suffragio, sino a raggiungere la passeggiata mare. Nella notte tra domenica 4 agosto e lunedì 5 la polizia interesserà la zona che scende da via Trieste verso il mare. La notte successiva si procederà lungo i portici e i marciapiedi delle vie sulla sponda sinistra del torrente. Infine nella notte tra il 6 e il 7 di agosto il lavaggio coinvolgerà via 20 settembre, via Vittorio Veneto, parte di via Liceti, piazza San Giovanni Bono, parte di via Biagio, Assereto e la passeggiata a mare. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 2 agosto.
Terza giornata dell'Expo del Tigullio a Rapallo. Alle 11 inaugurazione della mostra Paperino a Rapallo, presso l'Oratorio dei Neri. Alle 18.30 all'Oratorio dei Bianchi, premio di giornalismo Scrivo con il cuore, seguito alle 21 dall'incontro musicale Note di cinema. 16ª notte europea delle farfalle notturne nel Parco dell'Aveto. Ritrovo alle 17.30 presso la miniera di Gambatesa per una visita guidata. A seguire una visita entomologica sulle falene. Festival dell'acciuga e dei prodotti del mare a Riva Trigoso di Sestri Levante. Dalle 18 sulla passeggiata di Borgo di Ponente, sfilettatura e marinatura del pesce povero. A seguire degustazione. Aperitivo con l'autore a San Michele di Pagana a Rapallo, con Silvana Vernazza e Giovanni Borrello, che propongono un itinerario sulle tracce degli antichi culti naturalistici in Liguria. L'inizio è alle 18.30. Amici del Ponte in festa a Sestri Levante. Dalle 19 cena e serata danzante con i Caravel, nel piazzale di Santo Stefano. 38ª edizione della sagra della focaccia con la salvia a Lavagna nel piazzale di Santa Giulia. Dalle 19.30 piatti tradizionali e accompagnamento musicale con Angelo Minoli. Camminata gastronomico-culturale a Varazze dedicata a favole e racconti fantastici. Ritrovo alle 19.30 nel piazzale della chiesa di Casanova. La Croce Verde Chiavarese, sezione di Ne, organizza la cena d'estate nell'area verde Sandro Pertini a Conscienti. La serata inizia alle 21, sarà allietata dagli spunciaporchi e il ricavato utilizzato per l'acquisto di un'ambulanza. Una serata dedicata a De André a Castello di Carro, dalle 20 in Piazza Fontana, cena allietata da Napo e Deonice. Serata in white a Portofino, dalle 20 buffet e musica in via Umberto I, rigorosamente in abiti bianchi. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Amici di Portofino Onlus. Ai giardini di via Piani a Carasco, premiazione del miglior Oliveto e serata danzante con Mario e Roberto Band. L'inizio alle ore 20.30. Il Festival Valle Cristi a Rapallo organizza un omaggio al grande cinema italiano, in un concerto che ripercorrerà alcune colonne sonore culto del cinema nostrano. Inizio alle 20.30 nel monastero di Valle Cristi. Nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina Bonassola si terrà l'incontro La disarmonia, diabolicità, odio e pregiudizio. Inizio alle 21. La messa solenne in onore di Santa Cecilia, composta da Charles Gounod, sarà eseguita al santuario di Nostra Signora di Montallegro, con la direzione di Paolo Sperandio. L'inizio alle 21. All'interno del Festival Organistico del Nord-Ovest, il soprano Marta Mathieu e l'organista Jordi Verges si esibiranno nella chiesa San Michele di Rialto alle 21.15. Nel piazzale dell'oratorio di San Prospero e Santa Caterina Camogli si terrà una sfilata di abiti del Settecento e della Belle Époque. Inizio alle 21.30. Con l'agenda di Telepace termina il giornale, anche questa sera prossimo appuntamento con l'informazione come sempre rinnovato a domani alle ore 12.45 con Tigullio Oggi. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete, arrivederci.